Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Siamo qui al consueto appuntamento del venerdì sera delle 21:30. Vi ricordo che la settimana riprende poi da lunedì, sempre su questo canale YouTube, per l'appuntamento con le Sibille e sempre alle 21:30. Ricordo inoltre che questa sera il Marietto e io siamo di pulizie. Per chi ci conosce sa che appunto il venerdì sera ci sono le pulizie radiestesiche settimanali, dunque salutati dopo la diretta mi occuperò di questo, lo dico appunto per tutte le persone che si sono affidate a noi. Bene. A proposito del Marietto veneziano, se ancora non lo avete fatto, vi invito ad iscrivervi al suo canale YouTube. Scusate, stasera vorrei dire tante cose in fretta e questo fa accavallare i pensieri. Se ancora non l'avete fatto, appunto, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto veneziano, troverete il canale del Marietto cercando Marietto veneziano. Il canale infatti si chiama come lui. Su questo canale e sul mio trovate moltissime condivisioni, non soltanto le dirette delle Sibille, ma anche gli argomenti di ermetismo, cabala, esoterismo, astrologia, per esempio sul mio canale, un'astrologia antica poco diffusa che sicuramente vi affascinerà, o almeno così spero, ma anche altre piccole curiosità, rituali, eccetera. Dunque cercate e divertitevi, è tutto raccolto in playlist, dunque non avrete molta difficoltà a cercare o trovare gli argomenti di vostro interesse e ho anche rilasciato dei video dove spiego il pendolino, come usarlo e come usare i circuiti radionici. Tra l'altro molti di questi circuiti, direi praticamente tutti quelli che ho analizzato nei miei video, sono stati fatti dal Marietto veneziano e li troverete nelle sezioni del sito ilcapitano.altervista.org, che tra l'altro è il sito che appunto ha aperto anni fa il Marietto veneziano e che attualmente è il primo sito di radionica in Italia dove trovate appunto materiale gratuito. Dunque andate, cercate su questo sito, lo ricordo, ilcapitano.altervista.org. Tra l'altro sul nostro sito c'è anche la sezione shop dove trovate i nostri servizi, tra cui vi ricordo le pulizie radiestesiche che faremo questa sera. Bene, detto questo, direi di cominciare a salutare gli amici collegati e a rispondere alle vostre domande. Una domanda gratuita per ciascuno o quantomeno in ordine di arrivo tutte le domande che riesco a rispondere in mezz'ora di diretta. Benissimo, allora abbiamo Topolina, che però si chiama Federica. Buonasera Pierluca, buonasera Elena, buonasera Farfalla Keter. Però Farfalla Keter, a meno che il tuo nome sia proprio quello, ho bisogno che tu scriva anche il tuo nome. Buonasera Roberta, buonasera Giose, buonasera Pupa, buonasera Doriana, buonasera Laura, buonasera Selli, buonasera Paola, buonasera Elisa, buonasera Antonio. Bene, Farfalla scrive Francesca. Benissimo, allora direi di cominciare. Grazie ovviamente per essere presenti questa sera, per dedicarmi il vostro tempo e di conseguenza anche io sono ben lieta di dedicarvi il mio. Allora, cominciamo da Federica, 18 novembre 87, vuole sapere se Daniele, 26 marzo 78, le scriverà ad aprile. Vediamo un po' cosa dicono le Sibille. Allora, il taglio sembra lasciare margine alla possibilità che questo avvenga, però vediamo cosa dice anche la stesa. Metto meglio per il tavolo.
Achille, non ti leccare. Allora, diciamo che la stesa sembra indicare, soprattutto nella linea del passato, che il vostro incontro sia stato fin da subito un incontro molto interessante, a meno che non stia parlando del fatto che, vediamo, non mi ricordo più il tuo nome, Federica, a meno che qui non dica che tu hai già o avevi già al momento dell'incontro un fidanzato o un rapporto importante, o lui magari lo aveva, e che questo, nonostante l'iniziale interesse, sia poi si sia trasformato in una più cordiale amicizia. Comunque, al presente, io non so in che modo si sia sviluppato fra voi, ma vedo che ci sono delle perplessità, delle situazioni conflittuali o comunque poco chiare, dove c'è di mezzo comunque anche un'altra figura, perché non è presente il ladro, però qui è chiara una gelosia nei confronti di altri pretendenti e la possibilità che questo pretendente sia qualcuno del passato, o per lui o per lei. Qui è poco chiaro, cioè per lei sarebbe per te, è poco chiaro chi è il soggetto, probabilmente è lui che sta facendo un ritorno, che sta tornando da un'altra persona, una persona del passato. Dunque, in effetti vedi, nel prossimo periodo si direbbe che la situazione non avrà un esito particolarmente felice. Hai chiesto se lui si sarebbe fatto sentire ad aprile, ma come vedi direi che si prenderà del tempo per rifletterci e per pensarci su, e che forse questo ti procurerà comunque un certo dispiacere. Comunque è presente un'altra figura, un'altra persona. Però, però attenzione, sembrerebbe proprio che in futuro, dunque al di là, oltre questo periodo prossimo, dove probabilmente una qualche cosa ti creerà dispiacere, sembra però che qualcosa cambi e che cominci un corteggiamento. Ora, non so se questo provenga da lui o se arriverà qualche altra situazione. Di fatto c'è che ti vedo serena, ti vedo tranquilla. Forse è proprio lui che inizialmente si prende del tempo, ma che successivamente cambia idea. Diciamo che per quanto riguarda l'esito, penso che ti farà aspettare un po' di più di quello che pensi, o che magari appunto ti dirà in un primo tempo qualcosa, creando appunto un distacco, ma che poi successivamente possa tornare in qualche modo a farsi sentire. Però nell'esito abbiamo comunque una carta che lo blocca un po', dunque vedremo comunque come svilupperà. Spero per te che corrisponda ai tuoi desideri e se ci sarà rottura tra lei e suo marito. Elena è 2 giugno 84 e Volodymyr 26 maggio 82. Vediamo un pochettino di rispondere a questa domanda per Elena. Allora, vediamo come andrà fra lei e suo marito. Beh, il taglio non sembra proprio pronosticare una rottura, quanto piuttosto invece una continuità, una continuazione. Vediamo però la stesa. Mm. Mm. Allora, devo dire che
nel passato abbiamo una situazione ehm, un pochino particolare, nel senso che una forse incompatibilità che è cominciato ad emergere fra voi ha creato qualche dispiacere, o forse si è creata proprio una circostanza in cui qualcosa o una trascuratezza o qualcosa ha creato appunto del dispiacere. E anche la necessità di rivalutare il rapporto. Un rapporto che sembra aver ceduto un pochino nel passato. Adesso attualmente sembra che comunque ci sia un impegno, un desiderio di darsi da fare, di provare a fare qualcosa, oppure può indicare che una figura che ha a che fare con o l'ambiente lavorativo o indirettamente qualcosa che viene fatto durante il periodo o le ore del posto di lavoro, ma credo che sia più che altro indicativo dell'impegno, della volontà di, di darsi da fare, di anche ehm, collaborare in un qualche modo, trovare una soluzione per uscire da alcune difficoltà che effettivamente hanno una speranza di essere superate. La cosa interessante è che volendo e agendo, in effetti, il margine di recupero è ancora possibile, sebbene alcune volte ci siano delle discussioni proprio per questa difficoltà ad andare avanti invece che guardarsi indietro. Diciamo che comunque è c'è ancora una qualche possibilità, abbiamo la carta della fortuna, dunque al di là delle incomprensioni e delle emozioni forti, magari della gelosia anche, che può in qualche modo investire il rapporto, comunque attualmente la situazione ancora è favorevole, c'è di mezzo non solo l'impegno che stiamo vedendo all'inizio e sempre qui nel presente, ma anche un aiuto, diciamo così, dalla sorte. Dunque diciamo che non vedo una rottura adesso. Nel prossimo periodo però la possibilità che ci sia qualche flirt non è da escludere e questo potrebbe riguardare anche te, questo potrebbe comunque cambiare delle cose, ma sembra che la crisi in qualche modo eh, metta comunque alla prova il rapporto. È vero che non sarà un periodo facile, il sospetto e in ogni caso alcuni momenti di distacco sicuramente sembreranno mettere in discussione la vostra relazione, ma l'esito dice che dovreste riuscire a superare questo momento. Però può anche voler dire che comunque c'è una persona che in futuro può dare noia, e che può magari insidiare lui. Devo dirti che non compare in questo momento nient'altro che qualche flirt per il futuro, non tanto adesso attualmente, ma in questa stesa io non vedo relazioni extraconiugali né da parte tua né da parte sua, però effettivamente una piccola allerta c'è, ha già origine nel passato, ha origine nella trascuratezza, qualcosa deve essere cambiato perché il distacco nel prossimo periodo, se non c'è un impegno importante da parte di entrambi, può diventare più serio e creare veramente grandi conflitti. Però io non vedo, nonostante ciò, una rottura, però non vorrei che se non risolvete questi conflitti, magari lo spingi proprio nelle braccia di qualche altra persona. Allora, andiamo avanti e
Scusate. Rispondiamo adesso a Roberta, anzi no, scusate, in ordine c'è Farfalla che ha detto di chiamarsi Francesca, intanto saluto Ross e Paola che si sono aggiunte alla diretta di questa sera. Dunque, Francesca, mi puoi dire se mi conviene investire soldi su un hobby o potrei pentirmi? 2 febbraio dell'80. Allora, vediamo un pochino. Vediamo allora, chiediamo così, se, come andrebbe l'investimento sul tuo hobby? Cerchiamo di vedere cosa ci raccontano le sibille. Allora, Francesca, 2 febbraio 1980. Mi raccomando, vi ricordo, soprattutto lo dico alle persone nuove che hanno raggiunto il canale nell'ultimo periodo o addirittura questa sera a questa diretta, quando ponete la domanda scrivetemi il vostro nome e la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo preciso perché per me è fondamentale, essendo la domanda stessa la chiave di interpretazione delle sibille e perché mi risponderanno a quella domanda e non ad altro e dunque mi raccomando precisa la domanda e se dobbiamo vedere, come avete visto le domande delle persone che vi hanno preceduto, se dobbiamo guardare per qualcuno o con qualcun altro come andranno le cose, per favore il nome e la data di nascita anche di questa persona. Dunque, Francesca, vediamo se è buono per lei investire i suoi soldi sul suo hobby. 2 febbraio 80. Beh, è qualcosa che ami da tanto tempo, ti appassiona, devi però avere bene chiare tutte le prospettive, perché forse qualcosa non è visto nella dimensione giusta o forse c'è qualcosa che ti sfugge. Comunque in ogni caso c'è una possibilità, qualcosa provenga da lì. Vediamo un po'. Allora, dunque, la linea del passato indica che alcuni aspetti di questo investimento non sono chiari, quantomeno all'inizio. È una situazione che può o portare grandi vantaggi economici oppure situazioni scivolose, pericolose. Dunque è il simbolo, è il segno questo dell'abbondanza, ma anche del possibile suo opposto. Dunque richiede particolare giudizio, studio, attenzione e chissà anche magari l'intervento di una persona che possa guidarti in qualche modo con i suoi suggerimenti. Comunque vedo che è possibile o che tu abbia trovato più opportunità, magari qualche partner, qualcuno che si è fatto avanti per lavorare con te in questo progetto o che condivide con te questa passione e in effetti disposto ad ascoltarti e ad aiutarti. Al presente devi fare ancora attenzione a qualche aspetto, ok? Dunque c'è ancora qualcosa che ostacola, però ho la sensazione che sia possibile per te a breve realizzare un incontro per definire come gestire la situazione o il luogo dove gestirlo. Dunque vedo che c'è qualche cosa di questo tipo che si muove. In futuro, nell'immediato prossimo futuro, si presenterà un'opportunità probabilmente a darti una mano in questo, sarà una persona che può anche essere una persona di famiglia, qualcuno comunque così vicino e intimo con te
tale da avere la tua fiducia e nello stesso tempo deve essere una persona di cui comunque puoi fidarti e che penso o creerà una circostanza, un'opportunità oppure raccoglierà un'occasione per darti una mano. Dunque non sprecare questa opportunità perché vedo comunque l'avvio di scambi, di messaggi, probabilmente inerenti alla nascita di questo progetto e l'attesa di risposte. In sé la tua domanda trova questo come risposta. La tua domanda è se fai bene a investire. Beh, diciamo che forse inizialmente può essere scoraggiante, probabilmente l'investimento è più grande di quello che pensavi e dovrai accettare magari l'aiuto di qualcuno o di dover richiedere qualche finanziamento, però devo dire che sembra proprio una faccenda che avrà un suo tornaconto. È difficile, non è facilissimo perché ci sono delle difficoltà e probabilmente anche la paura di percorrere questa strada da sola o la paura di essere schiacciata magari da impegni ehm, che possono creare anche un'afflizione psicologica, ma devo dire che nel tempo, se saprai gestire, mi raccomando, devi fiutare bene tutte le opportunità e gestire bene la strategia per il futuro, sembra proprio comunque che tutto sommato per te sarà un buon investimento. Allora, andiamo avanti. Rispondo a Roberta. Roberta, 26 maggio dell'88, vorrei sapere se Umberto, 12 febbraio 74, è arrabbiato con me e non mi scrive per quello, altrimenti perché non lo fa? Vediamo perché Umberto non ti scrive. 12 febbraio 74, Umberto, vediamo perché non scrive a Roberta 26 maggio 88. Così cerchiamo di capire cosa passa. Allora, intanto vediamo se si è aggiunto qualcun altro. No, sono le persone che hanno salutato prima, le ho già salutate. Bene, continuiamo, vediamo per Roberta, che Umberto non le scrive. 12 febbraio 74 e Roberta 26 maggio 88. Ma allora, è un po' orgoglioso, dunque c'è un qualcosina, forse o già ha appagato il suo orgoglio, oppure ci sono delle novità piuttosto importanti per le quali lui si è distratto, oppure comunque diciamo che almeno questo è il taglio, potrebbe anche essere già appagato così. Vediamo, vediamo un po'. Ma io direi che non ti scrive non solo perché è arrabbiato. Io penso che non ti scriva perché c'è un'altra persona. Da quello che vedo nella stesa, qui già in passato in qualche modo si è riappacificato con qualcuno e doveva essere qualcuno comunque molto intimo. Vedi, falsità, ladro, qui ci sono delle bugie. Lui ti ha mentito su alcuni aspetti, magari ti ha mentito quando t'ha detto che
era finito un legame per lui. C'è qualcosa che, vedi, proprio al presente c'è un ladro che si insinua. E come vedi, guarda, lui aspetta di incontrare qualcuno. Io penso che lui, non so se sul posto di lavoro, ma io penso che lui abbia qualcun altro. Guarda, c'è una nemica, un segreto, ma anche cose che, intanto il rischio o la paura che vengano fuori dei pettegolezzi. Dunque, in qualche modo devi considerare che, ci sono delle situazioni che non sono chiare. Poi sicuramente, avete litigato, c'è anche la possibilità che in questo momento lui sia bloccato perché c'è qualcosa, lui sta contrastando o sta nascondendo delle cose, oppure avete discusso per delle cose che sono state dette, per dei pettegolezzi o delle cose riportate. Dunque, attenzione, però quello che ti posso dire è che si sta insinuando qualcun altro in questa situazione. Allora, andiamo avanti. Sì, allora, dunque, siccome il tempo stringe, sono quasi le 10, io devo andare assolutamente a fare le pulizie, anche perché altrimenti viene troppo tardi. Tra l'altro stanotte è notte di Dagida per me, perciò devo dire che ho una nottata di lavoro davanti, dunque vi ringrazio per aver partecipato questa sera. Lunedì sono di nuovo presente sul canale YouTube e risponderò ancora alle vostre domande. Dunque, per tutte le persone a cui non sono riuscita a rispondere questa sera, ovviamente estendo e rafforzo l'invito di tornare lunedì, sono a disposizione per voi. Io vi ringrazio ancora tantissimo e buon proseguimento di serata, buon fine settimana a tutti. Buonanotte dalla vostra Hilde.